Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, in questi giorni abbiamo due immagini che danno plasticamente l'idea della nostra contemporaneità, dei tempi che stiamo vivendo, dei pesi geopolitici, della serietà o meno di certe istanze. Allora, da un lato c'è il tavolo di trattativa per la pace in Ucraina allestito da Donald Trump, a cui ieri, con tutti i riservo, i distinguo, gli infingimenti, le furberie, ovviamente è l'inizio di un percorso, non è la fine, ma a cui ieri si è seduto Vladimir Putin. Ecco, a quel tavolo c'è la storia, cioè la storia che si fa in diretta, ehm, e che si mischia con la cronaca perché appunto si fa in diretta, ma è appunto un momento epocale che non sappiamo come finirà, ma sappiamo chi sono gli attori. L'attore principale è Trump, perché come dice lui è quello che ha le carte in mano, essendo presidente della superpotenza globale, quella che ha tenuto in piedi giustamente l'Ucraina, l'unico che può premere credibilmente su Vladimir Putin. Questo è il guazzabuglio della storia. Poi c'è l'Europa dov'è? Ecco, sicuramente non è a questo tavolo, questo è il primo dato di partenza, cioè al tavolo della storia l'Europa non c'è, anche perché c'è il lievissimo problema che faceva notare Henry Kissinger quando diceva: "Sì, benissimo l'Europa, le istituzioni europee, ma se io devo parlare con l'Europa che numero faccio? Chi chiamo?" E questo problema si è trascinato fino a oggi, cioè anche e non è questo il caso, ma anche l'Europa avesse il peso di sedersi a quel tavolo della storia, chi si siede? Ursula von der Leyen che legittimazione ha? Rappresenta davvero tutte le istanze del continente? Si siede Macron, il presidente della potenza militare del continente, ma è già tanto se probabilmente non lo è ormai legittimato dal consenso in patria, quindi l'Europa lì non c'è. L'Europa al massimo c'è nella cronaca, nella cronachetta di giornata che trova la sua massima espressione nell'imprescindibile manifestazione lanciata da Michele Serra domani alle 15, sapete, una piazza per l'Europa, l'Europa siamo noi, più Europa, ha avuto vari slogan, diciamo, dal punto di vista della comunicazione rivedibile, ma la sostanza è chiara, cioè domani la bella gente convocata dalle penne di rap, dopo Serra si sono esercitati più o meno tutti, si ritrova, non si capisce bene per cosa, se per come dire, alzare la posta bellica o per la pace, se contro la Russia per l'Ucraina o il contrario, se è a favore del piano di riarmo o no. L'unico minimo comune denominatore che hanno è che sono contro Donald Trump. Ecco, tutti quelli che si ritrovano domani nella piazza di Repubblica sono contro l'America, cioè sono contro il tavolo dove si fa la storia. In nome di questo feticcio ormai, che è l'Europa come la intendono loro, quindi il grande leviatano, no? Diceva la Thatcher, l'euroburocrazia, che ha fallito clamorosamente dal punto di vista economico, sta conducendo un continente al suicidio economico con follie ideologiche come il Green Deal, ha fallito dal punto di vista politico perché appunto non è mai esistita, non c'è mai stato quel numero che voleva chiamare già Kissinger, e ci dicono che dopo questi fallimenti ora sarebbe credibilmente in grado di allestire qualcosa come una deterrenza militare rispetto alle grandi potenze. Questa serie di nonsense domani sarà animata in piazza, il titolo di oggi è "Da Segre a Giovanotti, messaggi per l'Europa", mischiando insomma un po' anche l'alto e il basso, la tragedia del Novecento al pop di Giovanotti, comunque va bene, c'è un elenco poi appunto della bella gente che ci sarà, Francesca Vecchioni, scrittrice, col papà Roberto, cantautore, Lella Costa, Claudio Bisio, nei giorni scorsi Guccini, Armani hanno scritto degli editoriali, insomma questa è la piazza e questo è l'unico luogo dove oggi trovi l'Europa. Una breve incronaca o nella cronaca comunque diffusa di Repubblica che sponsorizza la sua manifestazione. Ormai è un feticcio, un flatus vocis, un mito di queste intelligenze in ritardo sulla storia che non vede dove si fa la storia. La storia si fa a quel tavolo, chiunque sia affezionato alla pace in Europa, alla difesa del mondo libero e alla fine del macello, non potrebbe in teoria che stare con Donald Trump e col suo tentativo di fare la storia. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché tra poco c'è la nostra intervista settimanale. Oggi avremo con noi Nicola Porro.